Negli ultimi 2 o 3 mesi io ho coordinato un gruppo di lavoro per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca che, al quale è stato chiesto di stilare quello che è il Piano Nazionale della Ricerca per il settennio 2021-2027, in parallelo con quello che è il nono programma quadro a livello europeo, quello che si chiama Orizzonte Europa. Bene, nell'ambito del cluster 4, quello che riguarda le tecnologie digitali, industriali e dell'aerospazio, la robotica, insomma, è stata promossa, potremmo dire, ad essere un ambito strategico. Bene, noi abbiamo lavorato in questi mesi, abbiamo anche fatto una fase di consultazione pubblica con tutti gli stakeholders, con i gruppi di ricerca universitari, dei centri di ricerca, delle piccole e medie imprese, delle grosse aziende, e abbiamo prodotto questo documento in cui abbiamo immaginato che lo sviluppo della robotica, e c'è un'eccellenza in Italia nella robotica, basti pensare che puntando l'occhio su quello che sono le metriche in campo scientifico e l'impatto della ricerca, bene, secondo 3 indicatori universalmente accettati della banca dati Scival, che fa capo a Scopus per capirci, bene, secondo questi 3 indicatori l'Italia è al primo posto al mondo, secondo una di queste metriche, ed è al secondo posto al mondo dietro gli Stati Uniti. Quindi abbiamo effettivamente una eccellente preparazione di base che tra l'altro per vocazione culturale stessa dell'Italia è fortemente interdisciplinare. E allora, venendo a queste articolazioni, che cosa abbiamo riscontrato? Che queste articolazioni sono state molto verticali, su richiesta specifica del Ministero, per quanto riguarda gli scenari applicativi. Bene, i 6 scenari applicativi che abbiamo previsto è quello classico della robotica industriale, quindi quello che fa riferimento all'impresa 4.0. Poi abbiamo la robotica in ambiente ostile o comunque scarsamente strutturato. Poi abbiamo la robotica per l'ispezione e la manutenzione delle infrastrutture critiche. Poi abbiamo un altro settore molto importante per la realtà italiana, che è la robotica nel settore agroalimentare. Ancora abbiamo la robotica per la salute e infine, last but not least, robotica per la mobilità e per i veicoli autonomi. Eh già, perché anche un'auto autonoma, secondo un'estensione del concetto di robot, di sistema robotico, in realtà è un robot a tutti gli effetti. Questo esercizio che abbiamo svolto negli ultimi mesi ci ha portato a riconoscere la robotica collaborativa come un attore assolutamente polivalente ai fini della verticalizzazione e diciamo, dell'efficienza di quelli che sono scenari applicativi dove la robotica può portare effettivamente un beneficio. Certamente il cobot è come dire, l'icona, potremmo dire, del programma Industria 4.0, Impresa 4.0, ma non è solo una applicazione di robotica collaborativa in campo industriale. Perché? Perché anche, per esempio, per la robotica in ambiente ostile o scarsamente strutturato, è quanto mai significativo sviluppare un sistema che sia in grado di consentire all'uomo, all'essere umano, di interagire con la macchina. E infatti in questo contesto noi abbiamo introdotto un nuovo acronimo che secondo noi è molto importante ed è la naturale evoluzione di quello che è stato nel precedente decennio, ventennio, lo sviluppo delle ICT, cioè delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione. Noi, andando a coniugare l'intelligenza fisica con l'intelligenza cognitiva, potremmo dire, abbiamo coniato questo termine di IAT, che sta per tecnologie dell'interazione, dove la A della parola azione, nel termine interazione, è volutamente capitalizzata per enfatizzare, per sottolineare l'importanza dell'azione fisica. E allora, in un contesto di robotica ostile o robotica in ambiente poco strutturato, noi sicuramente troviamo la robotica collaborativa. Perché? Perché, per esempio, potremmo realizzare, estrapolando il concetto di smart working che ha caratterizzato gli ultimi mesi di tutti i paesi del mondo, potremmo anche pensare a un concetto di physical smart working. Perché? Perché l'ambiente ostile in quel caso viene visto come un ambiente a rischio contagio. E ancora,
nel settore della ispezione e manutenzione delle infrastrutture è quanto mai significativo consentire all'operatore di non solo teleoperare un sistema a distanza dove non c'è tanto di collaborazione, ma di guidarlo, di manovrarlo con quello che si può chiamare in gergo uno share control, cioè un livello di autonomia condiviso tra operatore e macchina. E la stessa cosa avviene nel campo agroalimentare, per esempio per la raccolta della frutta e per fatto anche agroalimentare significa anche per garantire condizioni di igiene e questo è particolarmente significativo ora, per cui bisogna, diciamo, operare in ambienti sanificati e in qualche modo quanto più puliti, quanto più bianchi possibili. E ancora nel settore della salute noi troviamo la robotica collaborativa sia come evoluzione naturale di quelli che sono i sistemi attuali per la robotica chirurgica, che, badiamo bene, sono ancora al livello zero di una ideale carta di livelli, tassonomia di livello, perché attualmente il sistema Da Vinci, che è quello in uso nella maggioranza degli ospedali, delle sale operatorie per la robotica chirurgica, per la chirurgia robotica, è un sistema in cui è meramente teleoperato, nel senso che il chirurgo dietro una console dà i comandi ma non interagisce e il robot esegue passivamente e in maniera blind i comandi impartiti dal terminale, dal joystick, dalla console. Mentre invece ci sono alcune chirurgie dove è richiesto un ausilio del robot, perché un chirurgo stanco, un chirurgo affaticato, oppure un chirurgo in una fase di training può avere beneficio da un robot che, per esempio, può aiutare a migliorare una sutura, realizzare un'anastomosi in maniera più accurata. Poi è chiaro che ci sarà sempre l'autonomia decisionale del chirurgo che si prende la responsabilità anche da un punto di vista legale, professionale e deontologico. E ancora troviamo la robotica collaborativa anche per quanto riguarda la mobilità. Perché? Perché probabilmente non avremo i veicoli totalmente autonomi oppure i droni che scorrazzano nei cieli degli ambienti urbani. Però ci sarà un livello di condivisione per cui si possono raggiungere alcuni livelli di autonomia. D'altra parte, negli autoveicoli noi abbiamo già questi strumenti, questi ausili che per esempio avvertono il guidatore dell'attraversamento di un pedone, oppure un momento di stanchezza, un momento diciamo in cui una persona si addormenta alla guida, oppure un potenziale urto. Quindi se noi andiamo a estrapolare il concetto della robotica collaborativa, ci siamo accorti che è questa tecnologia fortemente abilitante che ha una polivalenza su tutti quelli che sono gli scenari applicativi in cui noi come gruppo di lavoro e il Ministero con noi crede per lo sviluppo del Piano Nazionale della Ricerca nel prossimo settennio. Quello che stiamo osservando negli ultimi anni è un forte gradiente tecnologico. Ci sono delle tecnologie tipo l'intelligenza artificiale e la stessa robotica che stanno diventando sempre più pervasive. Allora, la domanda che viene quasi naturale porsi, queste tecnologie sono sostitutive di alcune funzioni, di alcune mansioni dell'uomo, oppure possono essere di ausilio per l'uomo? Guardiamo un attimo quello che è successo con internet, oppure con le grosse rivoluzioni tecnologiche. All'inizio si è pensato che, per esempio, a causa di internet, le agenzie di viaggio non avessero più la possibilità di lavorare e così tante altre mansioni che sono state sostituite con un semplice click, nel senso che in maniera, diciamo, totalmente autonoma è possibile, stando seduto a un computer, come in questa fase di semi-lockdown, di lockdown, di lavorare e di interagire col mondo esterno. Allora, se noi ora proiettiamo quello che sta avvenendo 20 anni dopo, 30 anni dopo, con la pervasività di intelligenza artificiale e di robotica, noi stiamo andando oltre i confini, non solo da un punto di vista digitale, ma anche da un punto di vista tecnologico. Che cosa voglio dire? Abbiamo delle tecnologie al totale servizio dell'uomo, quindi è una sorta, l'uomo è di nuovo al centro
del mondo, al centro e oltre i confini, che possono essere rappresentati da una difficoltà di realizzare un certo compito, oppure dalla difficoltà che di far funzionare una certa macchina. E quindi, grazie alla robotica, noi abbiamo la possibilità di avere una tecnologia totalmente al servizio dell'uomo, che andrà a semplificare la nostra vita. Quindi non solo i robot ci dispenseranno da alcune mansioni fisiche che potremmo definire sgradevoli o a volte anche pericolose, frustranti, ma potremo, grazie a questa tecnologia, avere molto più tempo a disposizione per esprimere la nostra creatività. Quindi, così come è avvenuto col digitale, con internet, la robotica, coinvolgendo la parte, quella che potremmo dire l'intelligenza fisica delle macchine, ci assisterà in una sorta di nuovo umanesimo digitale e tecnologico che riguarda una realtà estesa che vada a oltrepassare i miei confini. Almeno questa è la mia visione. Se mi aveste chiesto questa domanda 5 anni fa, 10 anni fa, avrei risposto con molta più cautela. Perché? Perché c'era una certa riluttanza ad accettare questo cambiamento di scenario e a capire quelle che in effetti negli ultimi anni si sono rivelate le grosse potenzialità offerte dalla robotica. Per fare in modo che la robotica collaborativa diventi a tutti gli effetti una tecnologia pervasiva, non solo negli scenari industriali, ma anche negli scenari che riguardano la cosiddetta robotica di servizio, quindi tutte quelle applicazioni di cui facevo menzione poc'anzi che spaziano dall'ambiente ostile al settore agroalimentare, all'ispezione di infrastrutture, la salute anche per la mobilità. Qual è l'impellenza maggiore? L'impellenza maggiore, l'esigenza maggiore, se noi volessimo scrivere questa carta della robotica collaborativa, a mio avviso riguarda proprio la intuitività, la estrema semplificazione dell'utilizzo di un robot. E dal momento che siamo in questo contesto di robotica collaborativa, noi vogliamo che l'utente, l'operatore, l'essere, diciamo, della strada, qualunque, diciamo, fruitore di questa tecnologia, possa arrivare a utilizzare un robot con la stessa immediatezza con cui si utilizza, per esempio, uno smartphone o un tablet. Che cosa voglio dire? Voglio dire che all'inizio, per me almeno che ho 60 anni, c'era una certa riluttanza a dimenticare la tastiera, il mouse e a interagire col soft touch, nel senso guardando lo schermo e con due ditine, allargandolo, stringendolo e interagire con un computer, tutto sommato, perché lo smartphone, il tablet è un computer, in maniera intuitiva. Allora, perché è avvenuto questo? Perché la tecnologia ha messo a disposizione il fatto che è utilizzabile da chiunque, è utilizzabile dal millennial che magari è nato in un'era in cui il soft touch aveva già sostituito quelli che erano i comandi meccanici, no? Quindi c'è la virtualizzazione, il fatto, la digitalizzazione di un'azione fisica. E allora, a questo riguardo, se noi poniamo l'accento su quelli che sono i due sensi dell'uomo più importanti, quindi parlo della visione e del tatto, ci accorgiamo come la visione può essere in qualche modo digitalizzata in maniera naturale e fruibile su grosse quantità di dati. Quindi possiamo costruire un cloud, un big data di grossi dati visuali e renderli fruibili a qualunque distanza, a qualunque latitudine. La stessa cosa non è per il tatto, perché? Perché il tatto riguarda una percezione locale con un numero di dati molto ridotto. E infatti un bambino impara a afferrare, a manipolare gli oggetti come sua prima interazione di vita. Infatti poi c'è questa tendenza di portarli alla bocca, no? Per esplorarli. E questo riguarda un'intelligenza che
In campo scientifico noi parliamo di embodied cognition, cioè di embodiment, cioè di intelligenza integrata nel body, cioè nella realtà fisica. Allora, se noi vogliamo che un robot che offra questo plus della cooperazione, della collaborazione con l'essere umano, il suo uso deve essere quanto più semplice possibile, deve essere intuitivo. E quindi non solo c'è la customizzazione, se mi passate questo neologismo, del task robotico, per cui è più facile sviluppare l'applicazione senza stare a digitare istruzioni oppure tantomeno a programmare con linee e linee di codice un robot. D'altra parte, io insegno robotica all'ultimo anno di un percorso di laurea magistrale, in un corso che si chiama Fondamenti di robotica e che quindi i fondamenti arrivano solo al culmine a valle di una solida preparazione non solo sulla parte matematico-fisica di base, ma anche sulla meccanica, sull'elettronica, sull'informatica, sulle misure, sui controlli automatici e via dicendo. E allora solo gli esperti possono utilizzare il robot? È qua che si gioca la partita. No, perché? Perché deve essere utilizzabile dall'operaio in officina, dal tecnico, deve essere utilizzabile dall'artigiano, deve essere utilizzabile dall'insegnante in una scuola, deve essere utilizzabile da un infermiere in un ospedale e così via. Quindi deve essere una tecnologia semplice, al pari di tutti quegli strumenti tecnici che noi utilizziamo senza consultare il manuale di istruzioni. Quindi deve essere estremamente intuitivo. Ecco, questo a mio avviso è l'esigenza fondamentale su cui si giocherà la partita, cioè la pervasività e la ubiquità di questa tecnologia che diventa così, diciamo, integrata nelle nostre funzioni, mansioni lavorative e anche nelle nostre funzioni di vita, funzioni sociali, al punto tale che non ci faremo più caso. Tutti quanti noi diamo per scontato che abbiamo un computer, tutti quanti abbiamo uno smartphone ed è una tecnologia perfettamente integrata con l'uomo. Quindi questo, a mio avviso, è la scommessa, è l'esigenza primaria di quella che può essere lo sviluppo naturale della robotica collaborativa negli anni a venire.